dicembre a 6 gennaio, zona rossa nei festivi e prefestivi ed arancione nei feriali. La decisione del governo in queste ore al vaglio del Consiglio dei Ministri. Domani intanto scatta l'ordinanza regionale del Veneto. Avrebbe esito negativo l'ispezione ministeriale di ieri pomeriggio all'ospedale di Montebelluna. Nulla di irregolare rilevato sia dagli ispettori che dai carabinieri del NAS. Vertice per predisporre il trasporto scolastico in vista della ripresa delle superiori. Bus pubblici ma anche privati potranno circolare inizialmente solo fino al 60% della capienza massima. Omicidio di San Giacomo di Veglia stamane a Fregona, il sopralluogo dei carabinieri del RIS nell'abitazione di Giovanni Maria Cuccato, reo confesso dell'assassinio. A Silea la testimonianza di uno dei primi soccorritori della trentenne caduta ieri sera dal terrazzo di casa, infilzatasi al piede su una recinzione. Non dimentico quelle urla, è un miracolo che sia viva. Acquisiremo quasi tutti i negozi, l'occupazione verrà mantenuta, ma non ritengo che terremo in piedi la sede di Ponte di Piave. Così oggi l'amministratore delegato di OVS. Il 25 dicembre dalle 10 del mattino su Antena 3 un appuntamento non stop per stare con voi tutto il giorno, ospiti e collegamenti dal territorio, SMS e video per farvi gli auguri in diretta. Eccoci, buonasera, ben ritrovati in diretta come sempre con il telegiornale trevigiano. Partiamo allora con quelle che saranno con tutta probabilità i contenuti del nuovo DPCM e quello che ci attende per queste vacanze natalizie. Il Consiglio dei Ministri è in corso in questo momento, il Premier Conte parlerà alle ore 20. Allora passa la linea di far rimanere i divieti pesanti il 24, 25, 26, 27 dal 31 dicembre al 3 gennaio, il 5 e il 6 gennaio. L'Italia sarà zona rossa. Restano in arancione i giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio. Inoltre, nel periodo delle feste si potrà uscire dai territori dei piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti entro un raggio di 30 km, ma non per andare nei comuni capoluogo. Resta infine la deroga di poter invitare 2 persone senza contare i minori di 14 anni, quindi fermo restando il divieto di spostamento tra le regioni, sarà consentito sia nelle giornate rosse che in quelle arancioni a massimo 2 non conviventi di effettuare visite nelle abitazioni private. Dalla deroga non sono conteggiati gli under 14, i cui spostamenti saranno quindi consentiti. E oltre a questo una nota del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, che davvero pochi minuti fa ha detto ci sono 3 regioni che mostrano un RT cresciuto in questa settimana e sono passate a scenario 2, che è quello nel quale si colloca un RT superiore a 1. Tra queste regioni c'è purtroppo anche il Veneto, le 3 sono Lazio, Lombardia e appunto il Veneto. E allora in attesa della comunicazione da parte del Premier Conte, che come vi abbiamo già detto arriverà proprio questa sera, sentiamo che cosa ha detto oggi il Presidente Zaia relativo alla nuova ordinanza, ma non solo. Positivi nelle ultime 24 ore, come vi ho detto, 4.211, che sono l'8%. Anche domani saremo la regione con più positivi d'Italia. Pur con l'ormai lunga polemica sul numero dei tamponi, la situazione in Veneto è grave. Lo dice il Presidente della Regione nel giorno che precede l'entrata in vigore dell'ordinanza che limita la mobilità tra comuni dalle 14. Abbiamo ancora delle evidenze di problematicità, penso ad esempio a Verona, che è tiratissima. Verona è tiratissima per i ricoveri in area non critica, ma in particolar modo per le terapie intensive. Necessario intervenire per porre un freno al dilagare del virus e riportare la curva dei contagi verso il basso. Dopo gli assembramenti dello scorso fine settimana, Zaia spiega di aver deciso di assumersi la responsabilità del giro di vite. Decisione, prosegue il governatore, condivisa dai sindaci. Ho visto che peraltro ad adiuvandum, proprio per far funzionare l'ordinanza, alcuni stanno creando varchi, altri delle chiusure, Padova ho visto che sta facendo un'ottima operazione rispetto ma perché? Perché abbiamo coscienza del fatto che se l'ospedale è pieno, poi veramente si rischia di non curare più chi ha veramente bisogno dell'emergenza. Questa è la nostra preoccupazione. Circa le sanzioni previste, Zaia si appella al buonsenso. La strada è tanto lunga per arrivare ad aprile e arrivare alle vaccinazioni. Per cui il mio appello lo faccio a buon senso, non ai controllori. Se avremo sabato e domenica pomeriggio le città strapiene di gente che viene fuori comune, ne prendo atto
vuol dire che chi è causa del suo male pianga se stesso. E la curva dei decessi è emblematica. Il Veneto, spiega Zaia, ha visto nei mesi di novembre e dicembre un incremento del 44% rispetto all'anno scorso. La tabella della mortalità ci dice che noi siamo l'ottava nona regione in Italia per numero di morti Covid. Infine la questione delle assunzioni di medici e personale sanitario affidata a Patrizia Simionato, direttrice generale di Azienda Zero. Dei 1.329 incarichi assegnati sono arrivate 4.213 manifestazioni di interesse. Che non sono andate però tutte a buon fine, prevalentemente perché il professionista, una volta interpellato, una volta esaminato, avuto il curriculum, non ha manifestato interesse all'incarico in quanto spesso chiedeva di essere assegnato ad un'area non Covid. Ecco, insomma, avete sentito queste dichiarazioni, adesso facciamo un breve riassunto dell'ordinanza regionale per chiarire il quadro, ricordando ovviamente che sarà in vigore fino al 23 perché dal 24 entrerà in vigore il DPCM che è ben più restrittivo. Dal 19 dicembre fino al 6 gennaio, dopo le 14, non è ammesso lo spostamento in un comune diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l'abitazione. È sempre possibile lo spostamento fuori comune per usufruire di servizi alla persona. Si può andare in un ristorante anche in un comune diverso da quello di residenza entro le 14. Il rientro è permesso dopo tale orario. È sempre possibile spostarsi per portare o andare a prendere i minori. Lo spostamento fra comuni per partecipare a matrimoni o funerali è sempre garantito. È sempre possibile spostarsi da e per stazioni di trasporto pubblico per esigenze di viaggio e per accompagnare altre persone. Il raggiungimento della seconda casa è sempre possibile. Per chi si trova in albergo o in una seconda casa o in situazioni simili, il comune di riferimento è quello in cui si trovano l'albergo o la seconda casa. Per contenere gli assembramenti si raccomanda di frequentare negozi e servizi nel comune di residenza dopo le 14. Per gli spostamenti dopo le 14 è obbligatorio indicare nell'autocertificazione le ragioni e i luoghi degli spostamenti stessi. Il sindaco Conte difende i suoi varchi, quindi passiamo dall'ordinanza regionale invece al provvedimento tutto trevigiano adottato dal sindaco e che sarà operativo già a partire da domani. Li difende, sentite che cosa risponde ai suoi detrattori. Non sono varchi ermetici e chi conosce la città sa bene come bypassare un varco. C'è da dire però che il cittadino deve fare lo sforzo di capire qual è la ratio del provvedimento. Varchi triplicati, così come saranno triplicati i controlli delle forze di polizia. La decisione del sindaco di Treviso Mario Conte che blinda la città ma in modalità soft, in modo da non impedire gli accessi ma gestire i grandi flussi del weekend, ha già i suoi detrattori, a cui il sindaco oggi risponde, si accettano suggerimenti. Piuttosto che protestare è meglio contribuire in un momento particolarmente delicato per uscire tutti uniti da questa emergenza sanitaria. In mattinata intanto si è concluso il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in prefettura, sempre alla presenza del sindaco. Un incontro in cui è stato precisato che le forze dell'ordine saranno riorganizzate per garantire il rispetto delle nuove regole tra ordinanza e DPCM, soprattutto nel presidio dei confini comunali. Ovviamente l'obiettivo cambia, adesso abbiamo la necessità di verificare i confini dei comuni, le fasce orarie sono modificate, probabilmente il centro storico deve essere alleggerito, bisognerà fare, ecco, uso questo termine, ma insomma non sarà una militarizzazione, ma insomma una cinturazione dei centri maggiori dove c'è il richiamo di persone di fine settimana, ecco, quindi abbiamo ricalibrato un pochino quelle che sono le ipotesi, diciamo, di lavoro. Questo weekend sarà il banco di prova per i varchi trevigiani che puntano ad alleggerire la presenza in centro. Lunedì invece ci sarà un nuovo comitato per l'ordine e la sicurezza. E avrebbe dato esito negativo l'ispezione ministeriale di ieri pomeriggio all'ospedale di Montebelluna. Nulla di irregolare rilevato sia dagli ispettori che dai carabinieri dei NAS che per 2 ore hanno visitato reparti e controllato i documenti. L'esito, insomma, che ci hanno già annunciato è stato assolutamente di linearità. È stato detto qualcosa a livello, diciamo così, perché erano presenti anche i NAS ma coinvolti e penso di poter dire, ma non avevo dubbi, che non c'è nessun particolare problema.
quindi in questo caso c'è stata una fuga in avanti, non sempre tante bare, che è una cosa triste da vedere, vuol dire qualcosa che non funziona. Questi i primi risultati dell'ispezione ministeriale di ieri pomeriggio all'ospedale di Montebelluna. 2 ore di controlli da parte di una decina di funzionari venuti appositamente da Roma dopo la denuncia di lunedì scorso da parte del locale Partito Democratico sulla carenza di dispositivi di protezione, ma soprattutto sulla mancanza di medici e personale sanitario all'interno dei reparti del San Valentino. Un'ispezione vista positivamente dalla Regione. Siccome la leggenda ormai la dà, qua combattiamo tutti i giorni contro le stupidate che si sentono dire, no, che le terapie intensive non esistono, che i malati non vengono caricati perché vengono portati direttamente ai pronto soccorsi, non entrano, che poi ci sono delle persone che vengono portate a morire in particolari luoghi degli ospedali. Tutte queste robe che ci sono degli ospedali tipo Montebelluna pieno di bar. Per fortuna ieri c'è stata l'ispezione. Vi dirò anche che c'era la possibilità di far entrare nel collegio ispettivo un membro dell'ULSS, io ho detto di no, nel senso che è giusto che la commissione mandata dal Ministro sia autorevolmente indipendente. Ispettori che hanno ottenuto ciò che cercavano. Credo che abbiamo dato tutte le spiegazioni, quindi credo che tutto andrà per il meglio. Penso di poter dire che è la riprova che qui la sanità funziona. Un risultato al momento solo annunciato, ora si attendono gli esiti definitivi. Attendiamo anche la relazione, io spero che non arrivi al 30° giorno come da legge, ma che arrivi nel giro di 2 o 3 giorni, in modo tale che i cittadini vedranno se aveva ragione il direttore generale Benazzi e gli operatori o chi ha fatto le denunce. Torniamo in prefettura per il vertice di oggi legato al trasporto scolastico in vista della ripresa dopo le festività natalizie, bus pubblici ma anche privati, capienza massima al 60%. Nuovo vertice sul trasporto scolastico questa mattina in prefettura. Alla presenza dei vertici di MOM, della provincia di Treviso, dell'ufficio scolastico provinciale, il prefetto Maria Rosaria Laganà ha voluto fare il punto della situazione in vista della paventata ripresa in presenza delle lezioni per i 40.000 studenti trevigiani. Paventata perché al momento la campanella è fissata per la mattinata del 7 gennaio, ma anche oggi l'Associazione Nazionale dei Presidi avrebbe chiesto al governo di posticipare l'avvio delle lezioni esattamente tra un mese, ovvero il 18 gennaio. Intanto comunque da MOM si predispone il riavvio del servizio, che non sarà però a pieno regime. Tutti d'accordo, ma anche a livello regionale la ripartenza sarà una ripartenza più contenuta, nel senso che anziché la didattica in presenza al 75 sarà una didattica in presenza probabilmente al 60, e questo come partenza, sarà una partenza soft per poi salire. Noi col 60% abbiamo i nostri mezzi che sono quelli che abbiamo fino adesso, quindi abbiamo un'insufficienza. In più abbiamo il potenziamento degli stessi mezzi che avevamo il 14 settembre, quindi avremo circa una quarantina di mezzi in potenziamento che sono già ovviamente ingaggiati. Con questi numeri siamo in grado di garantire la tranquillità anche ai ragazzi che vanno a scuola. Senta, economicamente parlando è un gran guaio per voi. Economicamente parlando abbiamo dei costi maggiori, ma abbiamo anche capito che il governo sta stanziando nei vari decreti ristori e nella legge di bilancio delle somme che dovrebbero supportare questo nostro onere. Restiamo a scuola per occuparci del caso della maestra negazionista. Abbiamo sentito la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, la dottoressa Sardella. Io non so se è Novax, magari è stata una leggerezza della docente, quindi questo andrà accertato. Provvedimenti già emanati non ce ne sono, perché naturalmente prima di arrivare a un provvedimento bisogna fare i necessari accertamenti. Certo, l'ufficio assieme alla scuola ha adottato ha avviato un procedimento che dovrà accertare eventuali responsabilità. Io vorrei sottolineare eventuali, perché poi l'accertamento dei fatti è fondamentale. Come ufficio noi dobbiamo partire da quella che è la segnalazione dei genitori e poi sentire la docente e valutare, sperando di riuscire ad arrivare alla verità. Ecco. È un caso singolo, peraltro mi ha anche stupito, perché ripeto, i docenti sono attentissimi nel far rispettare le regole ai bambini, forse anche eccessivi per dire, insomma, quindi ci ha anche un po' stupito. Apriamo la pagina della cronaca, andiamo a Usigo di Fregona, nell'abitazione di Giovanni Maria Cuccato, reo confesso dell'omicidio di Luciano Dallava. Questa mattina c'erano i carabinieri del RIS di Parma.
Sono le 13 e gli uomini del RIS di Parma escono dall'abitazione di Osigo di Fregona, in cui Giovanni Maria Cuccato, il 44enne reo confesso dell'omicidio di Luciano Dallava, era rientrato poco dopo l'agguato in piazza Fiume a San Giacomo di Veglia sabato sera. Il sopralluogo del RIS proprio nel giorno in cui viene effettuata l'autopsia sul corpo della vittima, affidata al medico legale Alberto Furlanetto, necessaria per capire quante coltellate Cuccato abbia inferto e quali di queste abbiano portato la vittima alla morte. Insieme agli uomini del reparto investigazioni scientifiche anche i carabinieri del nucleo investigativo con il comandante tenente colonnello Giovanni Mura che ha diretto le indagini. Già sull'uscio della porta sono state trovate e prelevate le prime tracce di sangue ematico in 2 punti diversi che anticipano quello che i carabinieri troveranno all'interno. Sangue molto, sia al piano superiore che di sotto in soggiorno. Cuccato avrebbe potuto avere addosso il sangue della vittima, ma anche quello della donna che avrebbe cercato, prima di fuggire, di difendere Luciano Dallava. Cuccato, con gli abiti macchiati di sangue, era tornato in casa per cambiarsi, tornare poi sul luogo del delitto con le mani e le scarpe ancora sporche. I rilievi dell'autopsia potrebbero anche rivelare se l'omicida fosse intenzionato o meno ad uccidere il pensionato di Colle Umberto. Oltre alle tracce di sangue prelevato oggi dai carabinieri del RIS, sotto esame anche lo scambio di messaggi tra la donna nigeriana e Cuccato, sia il giorno del delitto che in quelli precedenti. Brutta avventura ieri sera per una giovane donna di Cendon di Silea. Nel tentativo di saltare dal terrazzo di casa è scivolata e, pensate, dopo un volo di circa una decina di metri è stata infilzata da un paletto della recinzione. I particolari. Guardando queste lance si può dire che comunque può considerarsi fortunata la trentenne caduta ieri sera da questo terrazzino dopo essersi chiusa fuori dalla sua casa di via Molino a Cendon di Silea. Un volo di una decina di metri terminato sopra le punte di questa recinzione e descritto così dal suo vicino accorso subito in aiuto. Era verso le 9:30, 10 meno qualcosa, prima delle 10 là, ieri sera. Però non so sinceramente come che voi cosa avete sentito? Lei è rimasta chiusa fuori, dice, ha detto così, e voleva chiamare il vicino, non so se voleva passare attraverso il muro o voleva, non so, so che è caduta, così hanno detto, lei diceva che è caduta giù dal secondo piano e si è infilzata là. Ma voi cosa avete sentito? No, urli, aiuto, siamo venuti fuori tutti e ho detto, Madonna, pensavo che fossi in strada. E invece poi era qua, prima sembrava che fosse incastrata su una lancia e l'altra dopo invece si è infilzato proprio il piede. Il piede? Sì, penso sotto, non so come. Poi sono arrivati i pompieri? Sono arrivati i carabinieri, la polizia, le ambulanze, i pompieri hanno dovuto tagliare col flessibile. La giovane dopo le prime cure è stata portata al Cafoncello dove si trova tuttora, non solo per l'estrazione della lancia ma anche per le possibili conseguenze postume della caduta, per la quale ora stanno indagando i carabinieri. Pochi secondi di pubblicità, tra poco. Ben ritrovati, riprendiamo con l'ultimo colpo della banda della Ruspa, allora ci spostiamo a Ponte della Priola. L'ennesimo colpo ad un distributore self-service su Kuwait, questa volta siamo a Ponte della Priola, nella centralissima via 4 novembre. La banda è entrata in azione nella serata di ieri con un arsenale di mezzi difficile da passare inosservato. Sono arrivati con una ruspa, hanno divelto l'erogatore sradicandolo completamente da terra. La benna ha rotto l'asfalto e poi la tubazione di aspirazione e quella di erogazione. Poi sono passati con l'escavatore alla colonnina del self-service, sradicando anche quella e caricandola su un secondo mezzo per svuotarne l'incasso sulla via della fuga. Hanno lasciato sul posto l'escavatore usato per irrompere nel distributore, poi una volta estratto l'incasso dalla colonnina in viaggio hanno lasciato a terra anche questa e abbandonato il camion. Insomma un colpo da professionisti, una vera e propria banda, la stessa probabilmente per modalità e bersaglio che ha colpito pochi giorni fa a Castello di Godego e prima a Martignacco in Friuli, Motta di Livenza, Vaglio di Roncade. Nel mirino della banda sono finiti sempre distributori Kuwait interamente automatici. In questa stazione
l'operazione a Ponte della Priola, infatti il gestore non c'è. Una decina di colpi, in tutto quelli che potrebbero essere attribuibili alla banda. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti del commissariato di Conegliano. I primi ad arrivare intorno alla mezzanotte, la volante della security privata collegata all'allarme del distributore e i titolari del negozio di biciclette. Attività da 20 anni in viale 4 novembre, immediatamente attiguo, che sono stati avvisati da alcuni vicini. Ci hanno chiamato, siamo venuti qua per staccare i contatori, eccetera. È la prima volta comunque che succede una cosa del genere? Una cosa del genere in questa maniera, sì. Da voi sono mai venuti a rubare? Da noi qua in negozio intendi? No, assolutamente no. Ci hanno provato, ma non sono mai riusciti a rubare nulla. Ancora cronaca, bandito violento in azione a Farra di Soligo, i carabinieri hanno arrestato un 38enne. Prima la razzia di denaro, poi la reazione violenta, la fuga e infine l'arresto. Istantanee del blitz di un 38enne pregiudicato che aveva preso di mira un'azienda agricola di Farra di Soligo. Entrato nella cantina vitivinicola, ha subito approfittato dell'assenza momentanea di un'impiegata per mettere in atto il suo piano, impossessarsi di 9.400 euro in contanti che si trovavano sulla scrivania dell'ufficio in attesa di essere contabilizzati e versati. Poi l'imprevisto. L'impiegato, una volta accortasi della presenza del soggetto, ha tentato di bloccarlo, ma questi, per guadagnarsi agevolmente la fuga, l'ha spintonata con violenza facendola cadere a terra e si è allontanato. Immediato l'arrivo dei carabinieri di Pieve di Soligo che, grazie alla testimonianza dell'impiegata, lo hanno rintracciato subito in un casolare a poca distanza con il bottino. Il rapinatore 38enne è stato arrestato e i quasi 10.000 euro restituiti all'azienda agricola. Cambiamo decisamente argomento, addio alla storica sede Stefanella di Ponte di Piave. L'amministratore delegato di OVS oggi nella conferenza stampa a Milano per il Natale ha annunciato il piano di sviluppo dopo l'acquisizione. Acquisiremo quasi tutti i negozi, l'occupazione sicuramente verrà mantenuta, speriamo possa essere aumentata. Non ritengo che terremo in piedi la sede di Ponte di Piave. Dopo la notizia dell'acquisizione di Stefanella da parte del gruppo Veneto OVS arriva la doccia fredda per il maxi polo di Ponte di Piave, così come si apprende dall'amministratore delegato Stefano Beraldo. Salvi i dipendenti, per 20 di loro è già stato concordato un esodo con buona uscita. I restanti 25 verranno riassorbiti. Salva anche una buona parte dei punti vendita, ne apriremo quanti riusciremo. È un inizio in potenza quello del gruppo Veneto che ha portato a casa il colosso della moda trevigiana con un'operazione fatta interamente con capitale circolante. L'obiettivo per camminare svelti e volare alto per il gruppo ora è potenziare la vendita web, mantenendo con la modalità del franchising molti piccoli negozi ma puntando molto sull'online. La produzione sarà italiana ma anche portata all'estero, in Asia. Il marchio sceglie di virare verso il largo consumo con capi di qualità ma a prezzi inferiori di quelli che siamo abituati a conoscere come Stefanel. Stefanel dice dunque addio a Ponte di Piave, ma diventa la linea business di OVS con prodotti che costeranno dal 30 al 50% in più di quelli della casa madre. Al di là dei numeri ora manca il via libera del Ministero per lo Sviluppo Economico all'acquisto del marchio della Casa Veneta, ora in amministrazione straordinaria. Cambiamo argomento ancora perché a Natale, il 25 dicembre, Antena 3 vi fa un regalo speciale, una giornata da passare assieme, un giorno particolare reso complicato dal coronavirus e dalle restrizioni, ma abbiamo preparato qualcosa di speciale. Buongiorno e ben ritrovati in diretta a questa edizione straordinaria che avevamo annunciato per seguire. Sarà un Natale diverso, un Natale difficile, un Natale in casa, ma noi per voi ci saremo, come sempre. Il 25 dicembre alla vostra festa è con Antena 3, una non-stop tutta la giornata in compagnia della nostra emittente, un Natale ricco di voci, testimonianze, immagini, storie e auguri, per non farvi sentire soli, per stare insieme. Dalle 10 e fino al telegiornale di Treviso delle 19:30 Antena 3 non si ferma. Partenza con la Santa Messa dalla Basilica di San Marco, celebrata dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. E poi in diretta, in studio e in esterna, vi racconteremo le tante facce del Natale 2020. Collegamenti tra gli altri con Treviso, Venezia, Cortina. Ospiti in studio e in Skype per mostrarvi la giornata di Natale dai tanti centri del territorio. E poi la musica, balsamo per curare le ferite del Covid. Concerti e canti per condividere insieme un giorno diverso dagli altri, soprattutto in quest'anno. Senza dimenticare il filo diretto con voi telespettatori. Al numero 351 175 5340 potrete mandare sms e anche i video con i vostri auguri di Natale. Auguri a tutti o a chi vi sta più a cuore.
Uniremo le vostre voci con quelle dei vostri cari distanti e con i quali non potrete passare la festa. Vi daremo la possibilità di farlo insieme a noi in questo Natale a casa con Antenna 3. Torniamo in diretta, siamo sempre in diretta. E si svolgeranno martedì nella chiesa di Frescata dei Preganzioli funerali di Giovanni Chiades, che si è spento ieri sera al Cafoncello, dove era ricoverato da qualche settimana per una caduta in casa. Giovanni, 55 anni, era un giornalista del Gazzettino, ma molti lo ricordano come una delle voci degli storici radiogiornali locali di Treviso Alfa, figlio di Antonio Chiades, primo lettore del telegiornale di Antenna 3. Aveva seguito le orme del padre fino alla direzione della pagina di Belluno del Gazzettino e proprio tornando a casa nel 2007 era uscito di strada riportando gravi ferite dalle quali non era mai guarito del tutto. Giovanni lascia la moglie Cristina, le figlie Francesca e Giovanna, ma soprattutto tutti i colleghi e gli amici della stampa trevigiana. Siamo ora alle previsioni del tempo per il weekend. Come si può notare dalla carta meteorologica, siamo ancora sotto l'alta pressione, un campo anticiclonico, però un campo anticiclonico che facilmente si lascia vincere, subisce gli effetti di infiltrazioni di aria umida dal Mediterraneo che danno vita a corpi nuvolosi che interessano, saranno evidenti per questo fine settimana ma anche per i giorni successivi su tutte le nostre zone, quindi con una copertura del cielo ma senza fenomeni. Più in dettaglio prevediamo su Treviso, su tutto il Trevigiano, per sabato una nuvolosità stratificata, localmente anche intensa, con qualche piccola schiarita possibile. Per domenica non cambia tanto la situazione, però è un po' migliore, quindi le schiarite dovrebbero essere, i rasserenamenti dovrebbero essere più ampi. È un tipo di tempo, come dicevo, che ci accompagnerà per gran parte anche della prossima settimana, con un piccolo peggioramento a metà, diciamo, verso giovedì, venerdì, e poi di nuovo questa situazione che andrà avanti con molta probabilità addirittura fino al nuovo anno. Intanto i venti saranno molto deboli, quindi sarà la formazione di qualche banco di nebbia e foschia sempre più intensa, quindi nebbia durante la notte in pianura nelle prime ore del mattino. Le temperature sono al di sopra dello zero, quindi 4-5 gradi le minime, le massime non crescono molto, 7, 8, 9 gradi. Comunque, ripeto, questo tipo di tempo sarà accompagnato dalla mancanza di pioggia. L'Alta Adriatica è previsto poco mosso o calmo addirittura, è tutto. E ora noi ci spostiamo nel Bellunese. Una seduta straordinaria di vaccinazione antinfluenzale, quella organizzata dall'ULSS 1 Dolomiti proprio domenica prossima. Vaccination Day antinfluenzale domenica 20 dicembre dalle 8:30 alle 13:30. L'ULSS 1 Dolomiti attiva una giornata straordinaria di vaccinazione con drive-in all'ospedale San Martino di Belluno e a Feltre in località peschiera, area ex Marangoni. È un andamento incerto, l'andamento epidemiologico di influenza quest'anno, perché è mescolato con il Covid e vedremo che evoluzione avrà. Potranno vaccinarsi contro l'influenza gli over 65, ma anche tutte le persone con condizioni di rischio. Sono persone che evidentemente beneficiano della vaccinazione antinfluenzale, che ha la capacità di ridurre il rischio di complicanze legate all'influenza. Nel frattempo nel Bellunese si continua a registrare un numero molto elevato di positività al Covid in rapporto alla popolazione, circa 200-250 nuovi casi al giorno. Simile al resto della regione invece la percentuale di ricoveri ospedalieri. Noi in questo momento certamente a Belluno stiamo individuando casi asintomatici o pauci sintomatici, in numero molto più importante rispetto ad altre realtà del Veneto e d'Italia. Infatti eseguiamo circa il doppio dei tamponi molecolari come media giornaliera del Veneto e certamente moltissimi in più rispetto alla media nazionale. Questo grande numero di tamponi molecolari eseguiti consente appunto di aumentare la casistica. Valsoldana ancora in difficoltà dopo la frana che ha interrotto la provinciale 251. L'amministratore delegato di Veneto Strade Vernizzi ha detto al lavoro per riaprire almeno una corsia alla vigilia di Natale.
Si lavora senza sosta in Val Zoldana per riuscire a riaprire la provinciale 251 interrotta dalla gigantesca frana scesa in località Mezzocanale nei giorni del Ponte dell'Immacolata. Sono venuti giù dal versante più di 2000 metri cubi di materiale, di cui alcuni massi di dimensioni veramente notevoli. È il problema più grosso che abbiamo, perché la 251 è la strada di accesso a tutta la Val Zoldana. Le imprese di Veneto Strade stanno lavorando con uomini e mezzi in condizioni difficili. L'intervento per la messa in sicurezza del versante e la riapertura della strada è particolarmente complesso. Stiamo lavorando e speriamo di riuscire a ripristinare con una corsia a senso unico alternato, ovviamente prima la vigilia di Natale, sostanzialmente, quindi prima di Natale. Poi continueremo i lavori e credo che la strada in condizioni di sicurezza, come del resto ha chiesto giustamente il sindaco di Forno di Zoldo, l'avremo non prima di fine gennaio. Se quella della Val Zoldana è la situazione più difficile, ci sono nel Bellunese ancora altre situazioni di criticità su alcuni passi dolomitici, in corso le verifiche di stabilità del manto nevoso sui versanti dei passi Giau e Valparola, con campane esplodente decibel prima della riapertura al traffico. Oggi abbiamo ancora 3 passi dolomitici chiusi, il Valparola, il Fedaia e il Giau. Chiusi perché c'è un rischio di valanghe estremamente elevato, nevicato molto in quota, come dicevamo, più di 2 metri, e c'è una temperatura molto elevata e quindi il rischio di valanghe è a livello massimo. Questo per noi era l'ultimo servizio, grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci. Il cuore vive finché ha qualcosa da amare, così come il fuoco avrà qualcosa da bruciare. Bentrovati al meteo. Cala lievemente la pressione atmosferica, ma il tempo si mantiene tutto sommato stabile nel weekend prima delle festività di Natale. Il dettaglio di sabato 19 dicembre. Sul Veneto il cielo risulterà sereno o al massimo poco nuvoloso, specie sulle zone montane e pedemontane. In pianura iniziali foschie e nebbie diffuse, in diradamento durante le ore centrali, lasceranno così spazio ad un cielo sereno o poco nuvoloso. Solo localmente persisteranno anche durante il giorno. Temperature stazionarie, minime tra lo 0 e i 4 gradi, valori massimi invece tra gli 8 e i 10 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, molte nubi ma non mancheranno timide schiarite soleggiate. Non sono comunque attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra lo 0 e i 6 gradi, massime sui 9-11 all'incirca. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove prevarrà il sole, tuttavia con qualche addensamento, specie sui settori meridionali della regione. Temperature minime intorno allo 0-1 grado, massime sui 7-8 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Il talento è scintilla, il genio, fiamma.